La Nuorese ottiene una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, superando nello stadio Froghieri il Triestina grazie al gol di Falasca. 3 punti d'oro anche perché i verdiazzurri hanno giocato tutta la ripresa in 10 uomini per l'espulsione di Gallo. La cronaca: la Nuorese ha mantenuto l'iniziativa per tutto il primo tempo, cercando con costanza la via del gol. La prima occasione arriva al secondo su corner, Molino serve Curcio, la cui conclusione viene respinta da un difensore. La Nuorese sfiora l'1-0 all'ottavo, ma il bolide di Curcio centra la traversa a portiere battuto. Il Triestina dal canto suo subisce accennando solo timide ripartenze. Al 15° Molino serve in verticale il Zaso, ma Vadi esce e lo anticipa. Il Triestina si affaccia dalle parti di Frasca solo al 22° con Sale Pico, ma senza convinzione. La Nuorese fa le prove del gol al 27°, punizione dalla sinistra di Molino, la palla perviene a Peana che in rovesciata tenta di sorprendere Vadi. Il meritato 1-0 arriva alla mezz'ora. Molino, uno dei migliori in campo, imbecca Falasca in aria che da pochi passi di testa punisce Vadi. Gli ospiti replicano al 38° con una punizione velenosa e Liorni che a Frasca para in 2 tempi. Sugli sviluppi di un corner al 40°, doppia occasione per la Nuorese, ma Vadi respinge in sequenza i tiri di Molino e Penna. Il primo tempo si conclude con la Nuorese in attacco, al 44° contropiede di Zaso che serve Molino che impegna da fuori Vadi. Nella ripresa la musica non cambia, al terzo Goci prova dalla distanza, Vadi non trattiene ma Curcio e Lisaso non riescono a ribadire in gol anche perché ostacolati al limite del regolamento dai difensori. La gara cambia a volta al quarto per l'espulsione di Gallo. La Nuorese si limita a controllare la gara senza abbassarsi troppo, cercando però il gol della sicurezza. Gli ospiti invece, nonostante la superiorità numerica, di fatto non creano problemi dalle parti di Frasca. Al 25° da registrare una punizione di Molino, che Vadi respinge con i pugni. Frasca al 30° anticipa Ridolfi lanciato in aria. Il pericolo più grosso per la Nuorese arriva al 31° per una disattenzione difensiva che fa pervenire la palla a Salis, ma Frasca coi piedi sbronda. Al 34° ci prova Ridolfi, ma la palla finisce alta sulla traversa. Nel finale non succede nulla e la Nuorese porta a casa 3 punti importantissimi per la corsa agli spareggi.